11 monitor multiparametrici, oltre ad altre importanti attrezzature sanitarie. Questo è il frutto dell'importante donazione per il valore di 50.000 euro fatta dal gruppo Vega, che gestisce i supermercati Maxi alla pediatria dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Vega, società cooperativa, il gruppo commerciale di distribuzione attivo in Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha voluto ricordare così i suoi 50 anni d'attività con una donazione importante. Le donazioni sono importantissime perché vanno ad aiutare il sistema sanitario nazionale. Le donazioni sono importanti anche perché vengono dal cuore e vanno verso settori dove evidentemente serve comunque il contributo anche del privato. In questo caso la pediatria, dove noi andremo a monitorare una serie di letti e quindi daremo una risposta anche tecnologica ai bambini e ai nostri operatori. Dopo la consegna del cospicuo assegno, alla presenza dell'amministratore delegato di Vega Roberto Barbone, è stata apposta una nuova targa all'ingresso dell'ospedale trevigiano, che da oggi ricorderà il concreto gesto di collaborazione e generosità della società cooperativa. Abbiamo pensato che in questa circostanza dell'anniversario, i 50 anni di vita dell'azienda, non doveva essere, come ho detto prima, solamente un ricordo, ma bensì che lasciasse un segno importante al momento di ricordo a tutta la società. Ecco, anche perché noi, essendo cooperativa, siamo molto predisposti al sociale. Ecco. Quanti soci siete e come siete arrivati a questa... Come ragioni sociali siamo attualmente soci cooperatori, siamo circa in 200, mentre abbiamo oltre 150 soci finanziatori o sovventori. Ecco, e tutti quanti sono stati unanimi nel voler dare questa donazione, rinunciando anche a qualcosa? Beh sì, a un regalo che normalmente viene fatto, no? Perché nel 40° anniversario abbiamo dato un ricordo a tutti i nostri soci, spendendo dei soldini che questa volta sono stati aggiunti a quello che ha deliberato il Consiglio di amministrazione. Personalmente ho pensato molto, no? Ecco, tutti i reparti, come ho detto prima, sono importantissimi, che hanno bisogno di tecnologia, però quando ho visitato il reparto della pediatria, sinceramente sono stato molto colpito da vedere questi bambini che hanno bisogno di assistenza. E facendomi presente che avevano delle necessità di attrezzature più moderne e anche come numerica, abbiamo pensato di scegliere questo reparto. Alla consegna della donazione erano presenti anche il direttore della funzione ospedaliera, il dottor Stefano Formentini, e il primario di pediatria, dottor Stefano Martellossi. In particolare per il dottor Martellossi, arrivato da nemmeno un mese a dirigere la pediatria del Cafoncello, è stata la prima uscita pubblica. Ho avuto la fortuna, dopo pochi giorni, di partecipare alla convention dell'Associazione Vega e di avere il mio reparto, non io chiaramente, questo importante contributo per l'acquisto di strumentazione per il reparto di pediatria. Il reparto di pediatria di Treviso è il centro hub per l'AS 2 marca trevigiana neocostituita, quindi è un riferimento certamente per un'area molto, molto grande. Quindi siamo un ospedale di una pediatria di secondo livello con un collegamento sempre con Padova e abbiamo il ruolo e anche, lasciatemi dire, l'ambizione professionale di poter fare da riferimento per una grossa area del Veneto. Sono stati donati 11 monitor multiparametrici non invasivi, quindi uno circa per ogni stanza di degenza, che permettono la rilevazione non invasiva di frequenza cardiaca, di saturazione dell'ossigeno, di elettrocardiogramma e quindi in maniera non invasiva, quindi di sorvegliare, monitorizzare in maniera precisa, non invasiva, i bambini ricoverati. La pediatria di Treviso fa circa 10-11.000 accessi di pronto soccorso all'anno, 1.100 ricoveri ordinari, cioè di più giorni, e altrettanti 1.100-1.200 OBI, che sono frazioni breve intensiva, cioè ricoveri di 48 ore, osservazioni di 48 ore, per bambini che poi fortunatamente possono essere dimessi dopo la prima valutazione.